piano industriale di Abbanoa, investimenti per la distribuzione dell'acqua e per realizzare un nuovo sistema di depuratori. Parte il piano industriale di Abbanoa, la cui applicazione è legata alla fine di annose di servizi, specialmente per quanto concerne la depurazione delle acque. Complessivamente la società a capitale pubblico ha appaltato negli ultimi 6 mesi progetti con un importo globale di 180 milioni di euro che per anni erano rimasti inutilizzati nonostante l'urgente necessità di intervento. Per quanto riguarda i depuratori comunali, Abbanoa ha programmato interventi radicali con l'intento di razionalizzare un sistema inefficiente ed antieconomico. Noi abbiamo oltre 370 depuratori in Sardegna. Il nuovo piano industriale prevede non più di 300 depuratori, quindi molti depuratori saranno accorpati, unificati in sistemi consortivi tra più comuni, in modo da avere una gestione efficiente e economicamente valida di questi depuratori. Tra un anno Abbanoa, salvo improbabili nuovi assetti legislativi, dovrà trovare capitali privati nella misura massima consentita del 40%, mentre al potere pubblico dovranno rimanere le scelte politiche. L'alternativa poco auspicabile sarebbe lo scioglimento di Abbanoa e l'affidamento a privati di ogni singolo ambito territoriale. È oggetto di dibattito e di contrapposizione forte la richiesta di una ridefinizione territoriale di Abbanoa con compiti da riassegnare ad altre istituzioni pubbliche. La società dibatte che l'ipotesi di un suo smembramento sarebbe dannoso per la maggior parte dei territori che non hanno né competenze tecniche né risorse finanziarie sufficienti. Sono convinto che sarebbe antistorico frazionare quest'ambito territoriale di merito dopo che per molti anni abbiamo lavorato per unificare il sistema idrico in tutta la Sardegna.